Benissimo, eccoci qua. Allora andiamo avanti con il nuovo oroscopo. Eccolo qua che arriva. Allora, miei cari amici, salve, buongiorno e buona domenica. Buona domenica a tutti. Non mangiate troppo, cerchiamo di mantenerci a dieta, non fate come me. Bene, bene. Allora, andiamo con la lettura dell'oroscopo del giorno domenica 17 maggio 2020. E andiamo con la Ariete. Amore. Gli astri vi promettono una giornata felice e nonostante qualche piccolo contrasto saprete come far ritornare l'armonia. L'Eros è alle stelle. I single potranno vivere un flirt entusiasmante con una nuova conoscenza. Potrete vivere intese emozioni. Allora, analizziamo un po' questo vostro segno di questa domenica. Gli astri vi promettono una giornata felice, quindi approfittatene perché è il momento buono per comunicazione tra parenti, tra amici. Emanate una positività, un'armonia perfetta, quindi oggi è una giornata molto positiva per voi, anche nei sentimenti ci sarà un'emozione anche nel lato sentimentale, mentre per voi single potete vivere una domenica entusiasmante sotto l'aspetto comunicativo, ok? Lavoro, Giove è dalla vostra parte e i successi sul lavoro sono assicurati in tutti i settori, non chi sì e chi no, ma in tutti i settori. In arrivo risposte che erano in sospeso, quindi ci saranno momenti decisivi lavorativi e arriveranno le famose risposte, tante attese. Il Toro in amore. Saturno invita i nati del segno ad eliminare quello che non serve. Quello che serve ce lo teniamo caro, quello che non serve mandiamolo all'aria. Ma non sarà facile mandare indietro le emozioni profonde, però quello che fa parte del passato cerchiamo di metterci una pietra sopra. Contate sulle certezze, quindi quello che è certo, andiamo a fondare la sicurezza. Mentre per i single avranno voglia di vivere nuove avventure e questa giornata sembra proprio adatta a divertirsi finalmente, dopo tanti giorni chiusi in casa, dopo la quarantena, arriva la bellissima domenica dove finalmente inizierà qualcosa di bello. Il divertimento è qualcosa anche sentimentale. Mentre per il lavoro avrete dei netti miglioramenti in un settore che vi hanno affidato da poco. Quindi ci saranno ottimi miglioramenti e sarete molto apprezzati. Buone notizie per chi cerca lavoro invece, per i single che cercano lavoro ci saranno buone prospettive. Gemelli, andiamo per questo segno un po' pazzarello, in amore. La giornata inizia con molte perplessità. In serata però riuscirete a trascorrere momenti sereni in compagnia di un partner attento alle vostre richieste. Quindi sarà una giornata per voi coppie intrigante, molto intrigante. Quindi datevi da fare e approfittatene del momento, dell'occasione. Mentre i single potranno lasciarsi andare alle passioni e alle novità che regala un presente sempre più stimolante. Quindi anche i single avranno una domenica favorevole, sia nel settore amoroso, sia nel settore
comunicativo. Il lavoro invece, questo periodo avrete buone idee che potrete portare avanti con l'aiuto di una persona fidata. Quindi avrete l'aiuto di una persona fidata. Cancro in amore, giornata vibrante, positiva per l'amore. Quindi è una domenica che vi emozionerà. Ci saranno emozioni nuove per quanto riguarda l'amore, ricca di avvenimenti e incontri addirittura. Sul fronte sociale e affettivo non mancheranno buone notizie, anche per i single. L'amore potrebbe infatti arrivare a breve e bisogna tenere pronto il cuore per accoglierlo. Ok? Invece sul lavoro riserva delle belle novità per i nati del segno. Potrete raggiungere traguardi ambiziosi, ottimi momenti e periodi. Il segno del leone, amore. Un'ottima Venere preannuncia buone notizie nel vostro segno ed insieme a Saturno promette incontri nuovi o comunque stimolanti. Possibili guai in vista per chi è in coppia. I single potranno coltivare nuovi sentimenti e cercare di portare avanti quelli più sentiti. Quindi per voi che siete in coppia si preannuncia un buon momento promettente sia negli incontri che già in coppia. Se lo siete, ci saranno nuovi stimoli, nuove sensazioni che non sentivate da tempo. Sul lavoro cercate di non rilasciarsi troppo pensando di essere arrivati al traguardo, mai abbassare la guardia, ok? State sempre ad allerta. Vergine, amore. Umori altalenanti durante tutto il giorno caratterizzano la sfera intima. Ma nonostante tutto farete favelle e in serata potreste godere bellissime emozioni. Quindi è una giornata di M puntata, dove non sapete nemmeno voi cosa cercate, cosa volete, però in serata si comincia a godere un po' di bellissimi momenti ed emozioni nuove, ok? Solo in serata. I single potranno dare voce alle loro sensazioni oppure potranno decidere di guardare altrove. A voi la scelta. Lavoro, la vostra spigliatezza favorirà la comunicazione, le pubbliche relazioni. Il lavoro si fa più concreto e procede molto bene. Bilancia in amore. Ci sono certe questioni che sembrano impossibili da cambiare, ma voi non vi arrenderete e vi ostinerete a trovare la giusta soluzione per modificare il corso degli eventi. Essendo che siete una testa dura, quando vi mettete una cosa in testa, cercate di arrivare al traguardo, se no non vivete bene e quindi ce la farete. Periodo complicato per l'amore. Purtroppo è così. I cuori solidari invece sono pronti per volare in alto con i sentimenti, quindi favorisce questa domenica più ai single che alle coppie. Lavoro, siete carichi di energie positive, darete il meglio nel portare avanti lavori e progetti molto concreti. Scorpione, amore. Sul fronte sentimentale sarà un giorno senza entusiasmo, stressante e nervoso. Approfittate delle occasioni migliori per sciogliere quella freddezza che c'è in voi e riscaldare il vostro cuore. Ok? Quindi sul lato sentimentale è un giorno
senza entusiasmo, un giorno moscio e molto nervoso. Approfittate dell'occasione per migliorare, di trasformare la freddezza in calore, ok? Ormai lo sapete, datevi da fare per aggiustare la vostra giornata. Anche i single saranno poco propensi a intrecciare amicizie e fare nuove conoscenze. Sul lato lavorativo, Saturno oggi vi inviterà a fare una relazione delle cose da fare. Dedicatevi ad attività che possono rendere meglio. Sagittario, amore. Una rinnovata sintonia col partner vi aiuterà a sopportare qualche imprevisto. Non badate ad invidie e pettegolezzi, perché ce ne avete tanti intorno. Siete una persona che è piena di invidia, intorno a voi c'è invidia, cattiveria, ormai lo sapete, non fateci caso, se no non vivete bene. I single dovranno manifestare con chiarezza ciò che vorranno, così da evitare qualsiasi possibile malinteso. Sul piano lavorativo ci saranno nuove opportunità di lavoro in questa giornata fortunata per voi. Cogliete quelle migliori e non arrendetevi al primo ostacolo, perché ne avrete. Capricorno, in amore. Venere in opposizione al vostro segno oggi non vi aiuterà nel gestire il rapporto con il partner o con i familiari. Non cedete alla tentazione di lamentarvi, ma mostrate ottimismo. Mercurio renderà in single dei perfetti animatori e saranno contesi dagli amici, circondato da tanti amici, perché siete pieni di entusiasmo e di divertimento. Sul lavoro, qualche intoppo sul lavoro non mancherà, ma non lasciate che gli eventi alternino il vostro generale benessere. Acquario, amore. La luna del vostro segno vi spronerà ad essere più ottimisti in amore, ma allo stesso tempo anche realisti e selettivi. Piuttosto che disperdere le vostre attenzioni, concentratevi su chi se le merita davvero. I single andranno a caccia di avventure e faranno conquiste. Sul piano lavorativo oggi tutto sarà possibile, sarete creativi e potrete raggiungere qualsiasi traguardo. La fortuna è con voi. E infine il segno dei pesci. Amore. Un pizzico di malinconia si insinuerà nei vostri pensieri. Fate attenzione a non far pensare sul partner le vostre sofferenze. Potrebbe farvi delle domande a cui non saprete rispondere. Nuovi amori in arrivo per i single. In vista conoscenze intriganti, mozzafiato. Sul piano lavorativo, nuove occasioni di lavoro vi attendono, dimostrate di essere all'altezza delle menzioni che superiori vi affideranno. E così era l'oroscopo del giorno domenica 17 maggio 2020. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Così quando andrò a caricare il prossimo video non ve lo perderete. Come io dico sempre a tutti quanti voi, come io dico sempre a tutti, che le stelle siano sempre con voi e a risentirci a domani. Ciao, a domani.